Con un morale sicuramente alto, dato dalla prestigiosa vittoria di domenica scorsa in terra calabra, dove la Castrum Favara ha conquistato 3 punti a discapito dell'Ocri, domani gli uomini di mister Infantino sono attesi per un altro importante appuntamento, questa volta in casa allo stadio Brucoleri, dove è ospite il Pompei. La squadra campana è una vecchia conoscenza dei favaresi, squadra protagonista lo scorso anno dei play-off e sicuramente una squadra bisognosa di punti come la Castrum Favara, desiderosi entrambe di rimanere in questo prestigioso campionato di Serie D, pur essendo entrambe delle matricole. Questa mattina al Brucoleri l'allenamento di rifinitura guidato da mister Infantino per avere le ultime indicazioni sulla migliore squadra che domani dovrà scendere in campo per conquistare sicuramente la posta piena. Infatti è intenzione della società e di tutti i ragazzi di arrivare il più presto possibile alla quota salvezza e quindi ben figurare anche da matricola in questo campionato. Domani la società ha decretato ancora una volta il costo del biglietto al 50% in gradinata con la prevendita a soli 5 euro. Subito dopo l'allenamento, in sala stampa, con il collega Giuseppe Episcopo, abbiamo sentito mister Infantino e il direttore sportivo Tino Longo. Sì, un'altra partita determinante per la salvezza, uno scontro salvezza. Affrontiamo una squadra in salute perché ha fatto due risultati, 2 vittorie consecutive e una grandissima prestazione contro la Scafatese. Il Pompei ha formato una squadra importante, con un allenatore importante che io stimo tantissimo, però dall'altra parte c'è una squadra che ha bisogno di questi punti per allontanarci dalla zona rossa. Credo che sia una partita importantissima per tutte e due le squadre. Recuperiamo lo squalificato Baglioni ed è un recupero importante in vista anche di una rosa ristretta a causa di alcuni infortuni, però dall'infermeria arrivano buone notizie per Ignazio Varela. Sì, devo ringraziare lo staff sanitario che sta facendo un lavoro importante. Più giocatori abbiamo a disposizione, più abbiamo la possibilità, un'ampia scelta per affrontare questa squadra, però credo che tutti, al di là della condizione fisica, l'aspetto mentale è essenziale. I miei giocatori sono pronti per fare una grande partita domani. Importante 3 punti domani con il Pompei e poi non bisogna sottovalutare l'importante pausa in questo momento che arriva poi la prossima settimana per recuperare un poco. Sì, sicuramente noi stiamo bene, però sicuramente ci serve per recuperare questi piccoli acciacchi che abbiamo avuto, di Cristina, De Min, Puccio, avanzato. Credo che Ignazio Varela, credo che questa sosta ci può servire solamente per recuperare gli infortunati, perché la squadra sta molto bene, però in questo momento ci dobbiamo concentrare per questa partita che per noi è determinante, importante, anche per la piazza che l'anno scorso è stata, l'ho visto, ho assistito a una bellissima partita, 2 società che si stimano, 2 tifoserie che si stimano tantissimo anche loro, però in campo ci sono interessi importanti per la classifica. Poi a fine partita chi sarà più bravo si faranno i complimenti, speriamo che siamo noi. Non possiamo lasciare punti in casa, ormai dobbiamo pensare che ogni punto è proprio lì per darci la tranquillità di andare a chiudere questa benedetta salvezza. Pompei è una squadra importante, fatta di giocatori importanti, quindi verranno quelli col coltello e mezzo ai denti e noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, ma come ho sempre detto, il nostro destino è legato solo nelle nostre mani. Abbiamo 5 gare interne e 3 fuori casa in 3 campi proibitivi, ricordiamo Siracusa, Scafati e Reggio Calabria. Però questa squadra fuori casa finora ha ottenuto tanti punti perché gioca con una serenità mentale di non chiudersi e mettere l'autobus dietro. Sì, andiamo come tutte le partite che abbiamo fatto fuori casa, andiamo sempre con la consapevolezza che noi tentiamo sempre
nostro gioco, perché il mister non è un difensivista, no? Il suo gioco è molto offensivo, quindi non abbiamo timore di andare a giocare contro questi blasoni, anche perché, ripeto, nel momento in cui siamo tranquilli che c'è una classifica già che ci delinea praticamente la salvezza, allora potremmo diventare una squadra ostica. Le condizioni meteo danno bel tempo per domenica, l'ennesimo appello ai tifosi del Favara, perché adesso la partita si fa dura e in queste 5 giornate interne, con queste 5 partite interne, è giusto che il Brucolare faccia la sua parte. Io ho detto che i tifosi sono la cosa più importante per i ragazzi. Quest'anno è venuto a mancare il tifo degli Ultra della Curva Nord e si sente. Io ho sempre detto, mi dispiace per questi ragazzi, ma ripeto, come ho sempre detto prima, hanno fatto una scelta, le scelte che si fanno devono essere rispettate, e quindi non lo so, sarei non contento di più se per una partita avessero la voglia di venire a tifare, perché veramente abbiamo bisogno di loro. Noi ci auguriamo di salvare subito la categoria, perché è la nostra, diciamo, vittoria del campionato, e di avere tutto il prossimo anno al Brucoleri tifo organizzato su tutte. Il tifo di Favara è eccezionale, tutto il tifo, a prescindere dal tifoso degli Ultra, quindi mi auguro che domenica lo stadio abbia almeno 1.500-2.000 persone, perché questa società e questi giocatori se lo meritano.